La Corte dei Conti demolisce la gestione degli eventi. Raffica di multe ieri sera nei pressi del Teatro Pirandello dove si esibiva Claudio Baglioni. Organizzata una interessante giornata con i pazienti a Caltanissetta, a confronto pazienti e tecnici specializzati. Giorno 7 novembre, la giornata internazionale di fisica medica al Museo di Agrigento. Intanto rinnovato il Consiglio dell'Ordine Interprovinciale. Commissariato il Comune. Bentrovati da TVA Notizie. La Corte dei Conti evidenzia in 11 punti le criticità di Agrigento, capitale della cultura, demolendo la gestione degli eventi. Arturo Cantella. 200 pagine e 11 criticità sono i punti salienti del giudizio definitivo della sezione di controllo della Corte dei Conti per la regione siciliana, con la quale letteralmente è demolito la gestione di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Il documento è stato deliberato lo scorso 7 ottobre, ma pubblicato solo qualche giorno fa, e mette in luce diversi profili critici che secondo i magistrati contabili rischiano di compromettere la piena riuscita dell'evento, un documento che arriva dopo il contraddittorio dei mesi scorsi che era stato ritenuto superato dagli organizzatori e che invece per la Corte dei Conti rimane attuale. Pur riconoscendo i miglioramenti nella gestione e l'impegno del personale della Fondazione, la Corte dei Conti avverte permangono ritardi, confusione gestionale, assenza di un sistema di monitoraggio e controllo. Sono tanti le criticità afferenti alla fase organizzativa, programmatoria ed attuativa che mettono a elevato rischio l'attuale ed effettiva realizzazione dell'obiettivo primario dell'azione amministrativa, l'adeguatezza organizzativa, la corrispondenza attuativa delle attività in corso di svolgimento rispetto allo scopo fondamentale di trasmissione di un impulso per lo sviluppo sociale, economico e civile del territorio della provincia di Agrigento, connesso al risalto delle identità locali con la messa in moto di meccanismi virtuosi e percorsi di valorizzazione del territorio. La Corte dei Conti in particolare rileva la mancata prova concreta del raggiungimento degli obiettivi principali indicati nel dossier di candidatura tra i 44 progetti previsti nei 4 filoni tematici ispirati a Empedocle, acqua, terra, aria e fuoco. Solo 8 risulterebbero conclusi, 31 operativi e 5 in fase di affidamento. La Corte segnala inoltre ritardi significativi nell'attuazione e nella rendicontazione delle spese, nella gestione dei finanziamenti, che incidono negativamente sulla disponibilità delle risorse e sul rispetto dei cronoprogrammi. I magistrati denunciano inoltre una scarsa integrazione tra la Fondazione Agrigento 2025 e il Comune di Agrigento, con sovrapposizioni di competenze e carenze di comunicazioni. La confusione dei ruoli tra due enti ha generato rallentamenti, inefficienze e difficoltà nella gestione dei fondi statali e regionali, ma anche l'assenza di una struttura di coordinamento interna dedicata alla gestione e alla supervisione dei singoli progetti. Sarebbe mancato, come già evidenziato nel primo referto, un sistema di controllo interno capace di monitorare in modo costante la coerenza tra l'attività svolta e gli obiettivi strategici, ma anche un sistema che verificasse i risultati e la valutazione dell'impatto degli eventi sul territorio, come ad esempio le presenze turistiche, il gradimento del pubblico, il ritorno economico. Le rendicontazioni inoltre dei contributi regionali e ministeriali sono state definite tardive e incomplete e la Corte ha sottolineato l'assenza di strumenti per verificarne la congruità dei costi contrattuali e per prevenire sprechi e diseconomie, citando l'esempio dei costi elevati per l'evento inaugurale del Teatro Pirandello. Una delle criticità è relativa alla non sussistenza di
alcuna evidenza istruttoria sull'autorizzazione di strumenti dedicati alla verifica di congruità dei costi contrattuali, considerando la peculiarità delle attività dello spettacolo culturale, la verifica dei risultati o positivi o negativi collegati all'avviamento e alla realizzazione dei singoli eventi, come ad esempio presente nelle singole manifestazioni, soddisfacimento degli stakeholder, incremento della mobilità territoriale di matrice turistica, non essendo stati acquisiti elementi significativi di rilevanza dirimente nel corso del contraddittorio su entrambi i profili. Peraltro sul secondo profilo incide in corso di gestione l'andamento della riscossione dell'imposta di soggiorno con percentuali tendenzialmente raffrontabili con quelle degli anni anteriori, senza avere conseguito quell'incremento percentuale espresso nei dati previsionali dell'iniziativa. Inoltre l'InfoPoint risulta tardivamente costituito nello scorso settembre, con modalità e costi che si andranno a verificare in fase di rendicontazione. In sintesi, è necessario procedere alla valutazione degli esiti delle singole iniziative culturali, turistiche, artistiche e scientifiche attuate in corso di attuazione, al fine di verificare la sussistenza, la percezione di contributi e i vantaggi significativi nell'effettiva realizzazione delle finalità fondamentali dell'iniziativa Agrigento Capitale Italiana Cultura 2025, con l'avvallimento di un sistema di monitoraggio e di valutazione che non è stato tuttora costituito né con l'affidamento esterno né con l'utilizzazione di strutture ed organismi interni agli enti territoriali e istituzionali che compongono la complessa governance dell'iniziativa. Il concerto di Claudio Baglioni al Teatro Pirandello ha richiamato ieri tantissimi forestieri, ma per tutti una raffica di multe dai vigili urbani. Le vie di Agrigento sono quotidianamente, sia in centro che in periferia, luoghi dove non c'è rispetto per il codice della strada, con i vigili urbani quasi sempre assenti. Ieri sera, invece, i vigili sono spuntati con una raffica di multe nei pressi del Teatro Pirandello, dove era in programma il concerto di Claudio Baglioni. Le auto multate erano parcheggiate senza alcun intralcio o pericolo per la circolazione. I divieti vanno rispettati, certo, ma la cosiddetta tolleranza zero ad Agrigento arriva sempre nei momenti meno opportuni e di sera tardi. Ieri forse si è voluto dimostrare che la città funziona a proposito di vigilanza da parte della polizia locale, ma non è così purtroppo, perché la carenza di controlli è sotto gli occhi di tutti e tutti i giorni, soprattutto quando serve davvero. Ieri sera si è voluto dimostrare ai tanti forestieri venuti per il concerto di Baglioni che ad Agrigento nessuno può fare ciò che vuole, ma i malcapitati non sanno che è vero il contrario, perché qui da noi l'anarchia si vive tutto l'anno e la tolleranza zero non c'è, tranne poche volte quando si decide improvvisamente di usare il pugno duro, che nel nostro caso è stato assolutamente fuori luogo. Bisognava comprendere, insomma, che la circostanza era da affrontare meglio per evitare di apparire quelli che in realtà non si è. A fare notizia intanto è la puntualità con la quale i vigili sono arrivati sul posto, rendendo praticamente incredibile la situazione per tutto quanto abbiamo detto. Diabete di tipo 1 e microinfusori, organizzata una giornata con i pazienti. Ai nostri microfoni il dottor Gianfranco Grutta Dauria, diabetologo dell'ASPI di Caltanissetta, intervistato da Margherita Trupiano. Dottore Grutta Dauria, riunire i pazienti per discutere delle nuove tecnologie del microinfusore e aggiornarli, perché comunque è un sistema che quotidianamente offre nuovi spunti. Sì, oggi è una giornata molto importante perché, come abbiamo fatto anche in altre occasioni, ci riuniamo, tra virgolette, esperti e pazienti fruitori di questi sistemi avanzati di infusione dell'insulina per scambiare delle esperienze, perché la cosa bella della strada che ha preso la diabetologia, mi riferisco al diabete tipo 1, è che noi professionisti che ci occupiamo di queste cose, che abbiamo
fatto una buona esperienza nell'impianto di microinfusori altamente tecnologici, riusciamo e spesso otteniamo informazioni dai pazienti che sono utilissime, perché poi alla fine chi ha lo strumento addosso, il microinfusore o il sensore addosso, è il paziente. Noi possiamo acquisire tutta l'esperienza che vogliamo, però il feedback che riceviamo dai pazienti è una cosa di estrema importanza e permette al paziente di stare meglio, ma anche a noi di crescere nella nostra esperienza e quindi di poter poi estendere questa esperienza ai nuovi pazienti che si approcciano a questa terapia. Oggi, secondo me, un paziente diabetico di tipo 1 o l'ADA non può fare a meno di utilizzare un sistema avanzato HCL, cioè un sistema integrato in cui il microinfusore comunica col sensore, perché i risultati che si riescono a raggiungere con questi strumenti sono veramente spettacolari, inimmaginabili fino a qualche anno fa. Quindi il nostro augurio è che questa tecnologia possa estendersi a un numero maggiore, sempre maggiore di pazienti, e devo dire che secondo me l'unica controindicazione all'uso di questi sistemi è il paziente. Ci sono pazienti che non accettano di portare addosso costantemente un microinfusore, un sensore. In quel caso ci si può lavorare, spesso riusciamo anche comunque a portarli a prendere questa decisione. Però i microinfusori sono l'arma più importante, microinfusori e sensori sono l'arma più importante che oggi abbiamo a disposizione per poter curare meglio e soprattutto migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da diabete mellito tipo 1. Come funzionano? Allora, i sistemi integrati sono caratterizzati da due dispositivi. Da una parte abbiamo il microinfusore, che è un dispositivo che eroga in maniera, diciamo, tra virgolette continua, poi vedremo che non è esattamente così, l'insulina, e tramite il microinfusore si fanno pure i boli di insulina prima dei pasti. La novità che è uscita circa 4 anni fa è che per la prima volta si è riuscito a mettere in comunicazione il sensore che monitorizza la glicemia 24 ore su 24, metterlo in comunicazione col microinfusore, di modo che il microinfusore, tutti i sistemi HCL, sebbene con modalità differenti, essendo aggiornati continuamente sulla glicemia, che come sapete è estremamente instabile nel paziente diabetico, modifica la propria velocità di erogazione in relazione ai valori glicemici che riceve. Che significa questo? Che se per esempio il paziente ha una glicemia in aumento, il sensore comunica al microinfusore questa tendenza all'aumento della glicemia e quindi aumenta la propria erogazione con modalità differenti a seconda dei sistemi. Al contrario, se invece il sensore comunica al microinfusore che la glicemia per esempio sta scendendo e sta scendendo anche velocemente, il microinfusore rallenta la propria secrezione di insulina fino addirittura a bloccarla se necessario. Quindi questo capite bene che riduce notevolmente la instabilità glicemica, cioè quello che guadagna fondamentalmente il paziente è una maggiore stabilità dei valori glicemici, e noi oggi sappiamo, perché è dimostrato da moltissimi studi, che non è tanto la glicemia alta che provoca i danni al microcircolo e poi anche al macrocircolo, ma è proprio l'instabilità glicemica, l'oscillazione, le ampie oscillazioni della glicemia che danneggiano la retina, i reni e i nervi periferici. Quindi questi sistemi hanno permesso veramente di dare una svolta radicale alla terapia del diabete tipo 1. Certo, noi ci auguriamo sempre che si arrivi un domani a una terapia definitiva, trapianto di cellule staminali, di cellule beta pancreatiche. Questo è il nostro sogno, che non è più un sogno perché ci stiamo avvicinando sempre più. A oggi abbiamo questi dispositivi, utilizziamoli perché miglioriamo veramente non solo i numeri, perché i numeri sono importanti, ma quello che è importante è la qualità di vita dei pazienti, e con questi sistemi riusciamo veramente a migliorare la qualità di vita, che è una cosa importantissima. È stato rinnovato il Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Sicilia. Vincenzo Nicoli è stato confermato per il 3° anno consecutivo, riconfermato anche il vicepresidente Salvatore Piraneo. Proseguono intanto i preparativi per la giornata internazionale di fisica medica che si terrà il 7 novembre presso la Sala Zeus del Museo di Agrigento. La giornata viene celebrata ogni anno nella città capitale della cultura e quest'anno spetta proprio alla città dei templi ospitare l'evento. Commissariato il comune di Favara, i particolari con Arturo Cantella.
La seconda sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, presidente estensore Giovanni Larda, ha commissariato il comune di Favara, dichiarandolo inadempiente rispetto all'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme in denaro in favore di un contribuente. Il commissariamento fa seguito all'accoglimento del ricorso per ottemperanza di una cittadina favarese assistita dall'avvocato Angelo Pietro Brucchieri, la quale aveva lamentato il mancato pagamento da parte del comune di alcune somme per spese giudiziali scaturiti dalla precedente sentenza del 25 marzo 2024. La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso e ha nominato un commissario ad acta, l'avvocato Teresa La Russa, attuale direttore generale dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento, con l'incarico di dare ottemperanza agli obblighi derivanti dalla citata sentenza. Con la sentenza di nomina sono stati attribuiti all'avvocato La Russa, quale commissario ad acta, anche poteri sostitutivi. Potrà adottare provvedimenti di competenza dell'ente locale inadempiente al fine di dare esecuzione agli obblighi nascenti dalla sentenza non eseguita e potrà anche sostituirsi agli organi politici e amministrativi del comune, con i poteri anche istruttori degli organi di indirizzo politico e amministrativi, monocratici o collegiali dell'ente locale, nel rispetto ai fini dell'impegno di spesa, della liquidazione e dell'ordinazione dei pagamenti. Si legge nella sentenza di nomina del commissario ad acta delle norme che disciplinano il procedimento contabile di gestione della spesa dei comuni nella regione siciliana. A Fontanelle ancora buio nelle strade, malgrado le segnalazioni al comune che sul grave problema a cui è legata la sicurezza dei cittadini continua a fare orecchie da mercante. Quello dell'illuminazione carente non è l'unico problema che riguarda la frazione, eppure per una strada sono stati spesi 1.700.000 euro, soldi del PNRR, con un comunicato che esalta l'intervento del comune, ma questa è un'altra storia sulla quale il comitato di quartiere potrebbe dire la sua. Una notizia che riguarda i cittadini di Canicattì. Per la festività di domani, 1 novembre, il servizio di raccolta porta a porta, secondo il calendario in vigore, verrà effettuato regolarmente. Restiamo a Canicattì per l'aggiornamento dell'albo comunale degli scrutatori dei seggi elettorali. La presentazione delle istanze avverrà da domani fino al 30 novembre. La domanda dovrà essere redatta sul modulo disponibile sul sito del comune. Il comandante dei Carabinieri Sicilia, generale Ubaldo Del Monaco, ha visitato le caserme di Licata e Ravanusa. Arturo Cantella. Il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della regione Carabinieri Sicilia, ha fatto visita alla compagnia Carabinieri di Licata, dove è stato accolto dal comandante della compagnia, capitano Marco Massimino, e da una rappresentanza dei militari del nucleo operativo radiomobile della centrale operativa della stazione di Licata e delle stazioni dipendenti. Nel corso dell'incontro il comandante della compagnia ha illustrato al generale un briefing operativo sull'attività del reparto e sulle principali linee di azione nel controllo del territorio e nella prevenzione dei reati. Il generale Del Monaco ha espresso apprezzamento per la coesione del personale, per il clima di serenità che caratterizza il reparto, rivolgendosi poi ai militari con parole di stima per l'impegno quotidiano, per il decoro e l'assetto formale con cui hanno accolto la visita. Successivamente il generale Del Monaco si è recato presso la stazione dei Carabinieri di Ravanusa, dove è stato accolto dal comandante luogotenente Salvatore Turturici insieme ai militari effettivi di quel presidio. Nel corso degli incontri il generale ha voluto ribadire la presenza dell'arma sul territorio, il lavoro di squadra tra le compagnie e le stazioni, quale elemento essenziale
per garantire prossimità, sicurezza e fiducia ai cittadini. Ha inoltre richiamato le centralità delle stazioni dell'Arma, quei presidi di legalità e punti di riferimento per le comunità locali, sottolineando l'importanza della costante attività di ascolto e tutela delle fasce più vulnerabili. Venerdì finisce la settimana lavorativa, di poca politica agrigentina perché non abbiamo fatto commissioni, non abbiamo fatto consiglio comunale, ma la prossima settimana, martedì, ho convocato in commissione il segretario comunale, l'assessore, il dirigente, il presidente del consiglio del FUA, perché abbiamo una missione. Non possiamo perdere i 100 milioni del FUA. Perdere 100 milioni di investimenti per 11 comuni è veramente un vero scippo al nostro futuro. Capitale della Cultura è notizia recente, la Corte dei Conti ci ha detto diverse colpe, vero, verissimo, gestita obiettivamente male, non ha portato ai flussi, ma parliamo di circa 8 milioni di danno. Se non riusciamo a prendere il finanziamento FUA, parliamo di 100 milioni di finanziamenti, di investimenti che non andranno sul nostro territorio, ed è il vero scippo, il vero furto che dobbiamo bloccare. Salvando il FUA si potrà rifare il parcheggio di Piazzale Rosselli, eterno incompiuto di Agrigento, e quindi chiedo a tutti di condividere il video e di chiedere al sindaco di... Il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, ha preso parte alla cerimonia per i 150 anni del risparmio postale, organizzata da Poste Italiane a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di oltre 200 sindaci giunti da tutta Italia, la cui presenza ha evidenziato il legame tra Poste Italiane e le comunità locali. Una notizia di cronaca: condannato dalla Corte d'Appello di Palermo a 7 anni e 10 mesi di carcere, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Agrigento, un netturbino di Favara per abusi sulla figlia. Per l'incresciosa vicenda condannati anche la moglie del netturbino e 2 cognati. Osare la pace ricordando Papa Francesco. Il cardinale vicario Baldo Reina ha ricordato Papa Francesco nel corso dell'incontro internazionale promosso dalla comunità di Sant'Egidio. Mi colpiva sempre, ha detto Reina, la sua positività, la sua apertura mentale, l'ascolto attento e la voglia di rinnovamento. Incontro alla Camera di Commercio di Palermo tra i rappresentanti delle istituzioni politiche e commerciali di Sicilia e Tunisia. Continua il percorso per consolidare i rapporti commerciali tra la Tunisia e la Sicilia, partner strategici che condividono da secoli rapporti di solidarietà e amicizia. Oggi l'incontro in Camera di Commercio a Palermo. Il Consolato di Tunisia a Palermo organizza oggi un convegno economico e questa si inserisce nel quadro delle giornate economiche e culturali che abbiamo organizzato dal 31 ottobre al 2 novembre con la collaborazione della regione siciliana e il comune di Palermo e la Camera di Commercio. Perché abbiamo scelto Palermo? Palermo è una città di dialogo, di pace nel cuore del Mediterraneo, è conosciuta per la vicinanza geografica con la Tunisia e la presenza significativa della comunità tunisina. È noto da sempre che la dimensione mediterranea è quella che più delle altre si confà alla storia, alla geografia della Sicilia, ma è chiaro che la storia e la geografia poi devono essere accompagnate dai contenuti e dalle proposte. I rapporti tra Sicilia e Tunisia sono di antica data e certamente sono tra quelli che a livello commerciale ed economico hanno prodotto risultati tra i più lusinghieri e tra i più regolari in ordine di tempo. Nell'area dell'Euromediterraneo Palermo, la Sicilia da un lato, la Tunisia dall'altra sono un po' le capitali. Abbiamo già rapporti importanti con la Tunisia tra l'altro nell'area dell'Euromediterraneo è quella che esporta di più e importa di più dall'Italia,
quest'anno già quotiamo circa 4,4 miliardi. Oggi è una giornata importante perché mettiamo a contatto imprese tunisine, imprese siciliane, soprattutto nell'area del Palermitano e di Enna, con l'assistenza del Comune di Palermo, del Consolato tunisino, del management tunisino, e questo fa ben sperare affinché possiamo iniziare, diciamo, un rapporto ancora più intenso nell'ambito commerciale e culturale. La nazione africana negli ultimi anni ha dato un forte impulso per la crescita del paese attraverso investimenti tecnologici rivolti alla pesca e all'agroalimentare. Per questo oggi si propone tra le nazioni capofila del Mediterraneo. I rapporti fra la Tunisia e l'Italia sono ottimi e si sono anche consolidati questi ultimi anni. L'Italia è il secondo partner della Tunisia con più di 1.000 imprese in Tunisia, quasi 80.000 posti di lavoro diretti. C'è un scambio commerciale molto forte. L'anno scorso, quello di prima, è stato l'Italia primo partner commerciale della Tunisia, e particolarmente con la Sicilia nel qualche settore fra di loro l'agricoltura e l'agroalimentare sono dei settori nel quale la collaborazione fra i due paesi e due regioni sono ottime. 3 serate al Teatro Pirandello di Agrigento con Claudio Baglioni. La prima serata ieri con il solito sold out perché è tutto esaurito quanto ad esibirsi il cantautore romano. Un grande evento per oltre 3 ore con il pubblico in delirio ascoltando i grandi successi di Baglioni, con la prima serata dedicata ai nuovi brani e poi l'attesa parte di pezzi intramontabili come Il piccolo grande amore. Senza una pausa Baglioni è andato avanti tra parole e musica con il suo piano di volo Solo Tris. Stasera la replica e domani sera la conclusione del tour. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco con altri servizi e notizie. Quali sono le tradizioni e le usanze per la ricorrenza dei defunti in Sicilia? Vediamo. In Sicilia la festa dei morti inizia la notte tra il 1° e il 2 novembre, quando, secondo la tradizione, le anime dei cari defunti lasciano in dono i regali ai bambini, nascosti per casa. Dopo aver trovato i regali si va a fare visita ai parenti defunti al cimitero. I regali, giocattoli e dolciumi vengono acquistati dai genitori nelle fiere aperte per l'occasione. Tantissimi dolci tradizionali di questa festa, dalla frutta di Martorana ai pupi di zucchero, passando per i biscotti chiamati le ossa dei morti. Non mancano delizie salate come le muffulette, particolare tipo di pane condito che si mangia per l'occasione. La festa dei morti vuole essere un ponte tra le vecchie e le nuove generazioni, un modo per ricordare i cari defunti e per preservarne il ricordo nei più piccoli della famiglia. Si tratta di una tradizione anche dal forte valore educativo sulla morte che trasforma un evento triste in una festa nel ricordo di chi ci ha voluto bene. È consuetudine, nel giorno dedicato al ricordo dei defunti, visitare i cimiteri locali e portare in dono fiori e lumini sulle tombe dei propri cari. Ma i fiorai risentono della crisi? Ogni anno che passa si va sempre più male. Non sono come altri anni, il comune ringraziando non mi dà problemi, però sono cose che non fanno più il lavoro. Le persone non hanno più soldi e non comprano neanche fiori. Purtroppo ci sono tanti prezzi alzati di qualsiasi cosa che comprano, però noi diciamo quello che compriamo, se ci mettiamo
molto meno diciamo spese. Certe volte non prendiamo neanche spese e siamo costretti anche a chiudere, poco ci vuole. Il governo si sbriga a fare qualcosa. E con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.